Anticipo della terza giornata del campionato Eccellenza Veneto Girone A. Il Montorio FC ospita il Calcio Schio. Il Montorio scende in campo con Rabarri in porta, Meneghelli, Giacomi, Zocco e Campobello in difesa, Lavagnoli, Cecco e Cailotto a centrocampo, Dosso, Vesentini e Fiumicetti in attacco. Allenatore Mister Michele Cherubin. Dirige l'incontro il signor Giovanni Gallo di Mestre, coadiuvato dai signori Bacelle e Giaretta. La gara si mette subito in discesa per il Montorio, che passa in vantaggio al sesto minuto. Lavagnoli si spinge sul fondo e crossa. Palla che carambola davanti ai piedi di Dosso, che infila la porta. 1-0. Ancora Lavagnoli per Vesentini, che dribbla e serve Cailotto. La difesa sventa l'azione. Dosso fa partire un pericoloso tiro cross dal limite dell'area. In questa occasione il giocatore si infortuna e viene sostituito da Zanetti. Lo Schio si porta in attacco e sfiora il pareggio con una mezza rovesciata di Pizzolato. Nel secondo tempo il Montorio spinge sull'acceleratore e raddoppia. Fiumicetti raccoglie il servizio di Cecco e poi piazza la palla in rete. 2-0. Un minuto dopo ancora Fiumicetti in azione. Si libera di un avversario e crossa in aria. Sulla sfera si avventa Vesentini che sfiora la palla, che batte sul palo e va in rete. 3-0. Lo Schio cerca la reazione, ma la difesa del Montorio è attenta e riesce a neutralizzare le azioni avversarie. Anzi, sono i castellani a rendersi pericolosi al 24esimo con un tiro dell'infaticabile Cailotto che impegna Portinari dal limite dell'area. Lo Schio ci riprova con Pizzolato. Poi è Moretti a sfiorare la traversa di testa. Lo Schio indomito spinge, ma non inquadra lo specchio della porta, così come nell'ultima occasione con il tiro di Rubbo. Ed ora passiamo alle interviste. Una gara che lascia amaro in bocca perché il risultato probabilmente non rispetta la dinamica del gioco. Lei come ha visto la partita? In realtà non sono del tutto d'accordo, nel senso che le prime fasi di una partita o comunque di entrambi i tempi sono molto importanti e in quelle fasi il Montorio ha saputo sicuramente fare meglio di noi. Sono rammaricato, dispiaciuto perché in maniera collettiva abbiamo sbagliato proprio l'approccio ai due tempi e quindi probabilmente non sono riuscito a far capire quali erano le difficoltà nel venire qui a Montorio contro una squadra in un campo non semplice, contro una squadra di grande struttura che era in grande condizione e quindi il dispiacere è enorme. In quelle due fasi il Montorio è stato nettamente superiore a noi. Poi è chiaro che per il resto della partita i ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che avevano, senza però trovare la via del gol. In effetti io dico che il risultato è severo perché voi avete giocato bene la vostra gara, avete fatto molta pressione in attacco, è mancato forse l'ultimo tratto dell'azione, cioè quello di concludere. Sì, in realtà l'idea all'inizio del secondo tempo era, con il cambio di Miloradovic, era proprio quella di dare un po' di peso all'attacco, cercando di affiancare a Borgo un altro attaccante che potesse aiutarlo e fare in modo di lavorare anche nelle seconde palle con i recuperi delle mezze ali o, una volta trovata una palla giocabile, attaccare profondi sia con un tre quarti di gamba come era Giusti sia con le mezze ali, però purtroppo l'approccio è stato completamente sbagliato e vuoi o non vuoi ha chiuso la partita nel giro di 3 minuti del secondo tempo, perché il Montorio lì ha trovato le due reti che hanno un po' chiuso la partita.
Quanto voi fate riferimento anche al vostro settore giovanile? Quanti ragazzi riuscite a trovare nel vostro settore giovanile per poi poterli approcciare alla prima squadra? Noi settimanalmente collaboriamo con la Juniores, si alternano con noi parecchi ragazzi della Juniores, che è una Juniores Elite che sta disputando un buon campionato. Ci sono dei ragazzi di valore che gradualmente cerchiamo di inserire. Alcuni di loro c'erano oggi, alcuni ci saranno in futuro. D'accordo, mister, allora in bocca al lupo per il proseguimento del suo campionato e l'aspettiamo per una prossima occasione. Grazie, crepi il lupo. Mister, si è appena conclusa la gara, un risultato positivo, forse oltre le aspettative, diciamo, perché lo Schio ha giocato molto bene, è stata una gara molto intensa. Come l'hai vissuta dagli spalti? Sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra molto fisica che ci avrebbe messo in difficoltà, però noi siamo stati bravi subito a trovare subito la via del gol nella prima occasione. Immediatamente abbiamo fatto veramente un gran bel gol con Luca Dosso, il nostro giovane 2004, e poi durante il primo tempo loro sì, certamente hanno attaccato, però non ci hanno mai messo in seria difficoltà. Noi giocavamo di rimessa tenendo comunque bene il campo e abbiamo finito il primo tempo sull'1-0. All'inizio abbiamo veramente dato un paio di ceffoni, diciamo, ok, 1-2 abbastanza importante, e dopo chiaramente la loro reazione c'è stata, ma grossi pericoli il nostro Matteo non li ha mai corsi, ok? Per lui una partita serena, anche di personalità, soprattutto nel secondo tempo. Infatti ne parlavo poco fa con lui. Nel secondo tempo mi è molto piaciuto per come si è atteggiato nei confronti dei compagni, della squadra, anche per quanto riguarda la parola. Direi molto molto bene anche Matteo oggi. A proposito di Matteo, parliamo della situazione dei portieri, che diciamo è la sua parte specifica di lavoro all'interno del Montorio. Come sta procedendo quest'anno? Ma sta facendo un gran bel lavoro sia con Matteo che con Michele, che sono due portieri di altissimo livello, e stiamo lavorando molto bene dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, tecnico. Abbracciamo veramente tutti i campi del ruolo. Sono molto contento dei miei ragazzi perché assolutamente hanno una altissima cultura del lavoro, applicati, ragazzi intelligenti che veramente danno soddisfazione a me che li alleno, e anche chiaramente dopo loro, sia durante gli allenamenti che durante le partite, hanno delle grosse soddisfazioni. Sono molto contento di quest'anno. D'accordo, allora grazie, 100% Montorio. 100% Montorio, grazie. C'è soddisfazione al termine di questa gara per un risultato importante che vi fa crescere all'interno della classifica, e soprattutto per un clean sheet che per te è un risultato importante. Sì, è importante, è stata importante soprattutto la vittoria, perché come hai detto ci porta avanti in classifica e ci fa sperare bene per lo scontro di mercoledì contro Altavilla, sempre qua in casa. E sì, il clean sheet non è solo mio, ma è comunque il merito di tutta la squadra, che è riuscita a difendere bene e fino alla fine non ha mollato nulla, e quindi sono molto contento. In effetti non hai corso grossi pericoli. Come hai visto dalla porta la gara? No, molto bene, la squadra davanti a me era ben organizzata, sui lanci lunghi, soprattutto nel primo tempo eravamo messi bene, e il secondo tempo loro continuavano ad attaccare, ma erano un po' diminuiti rispetto al primo tempo, e quindi siamo comportati comunque bene sia il primo che il secondo tempo, sempre attenti. Probabilmente la partenza lampo del secondo tempo li ha un po' tagliato le gambe. Come vivete il rapporto fra voi portieri all'interno dello spogliatoio? Beh, io e Miche siamo abbastanza amici, siamo tranquilli tra di noi, non c'è quella concorrenza, diciamo, che ci porta a migliorarci, ma comunque tutto bene, noi siamo felici di questo. D'accordo, allora grazie, in bocca al lupo per la prossima gara, che sarà una partita importante
100% Montorio. 100% Montorio. Risultato finale: Montorio 3, Schio 0.